Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Per la 24esima giornata di Serie B-Win al Romeo Menti va in scena Vicenza Ascoli. Momento delicato per i padroni di casa, reduci da 2 KO consecutivi. Torna al 4-3-3 Gigi Cagni che sorprende tutti portando in panchina 6 effettivi anziché 7. È invece galvanizzato l'Ascoli di Massimo Silva dopo la vittoria ottenuta al fotofinish contro il Gubbio. 5-3-2 confermato per i marchigiani. Dirige il signor Di Bello della sezione di Brindisi. E alla prima vera azione il Vicenza è subito in vantaggio, verticalizzazione di Soligo e destro potente di Abruscato che trova il 13° gol stagionale. Subito pronto Abruscato a bucare la porta difesa dal bravo Guarna. Rivediamo il 13° sigillo del bomber del Vicenza su assist di Soligo. Vicenza che potrebbe poi raddoppiare al 13° con un sombrero di Paolucci, il tiro cross sul quale Majorino fallisce clamorosamente. Rivediamo la bella iniziativa di Paolucci con il suo tiro cross, poi Majorino chiude troppo la traiettoria del tiro. La reazione dell'Ascoli con Papavaigo, il suo diagonale dal limite dell'area sul quale si oppone Frison e poi sulla ribattuta ancora Frison che si oppone alla conclusione ravvicinata di Pasqualini. Grande opportunità per l'Ascoli in questa occasione. Poi ancora Vicenza con un'azione fotocopia del vantaggio, ancora Soligo per Abruscato in verticale. Abruscato che stavolta si fa neutralizzare il tiro da Guarna. Papavaigo, il diagonale, palo clamoroso di Papavaigo. Nulla da fare. Però l'1-1 arriva proprio con Papavaigo al 22°. Dormita colossale della difesa del Vicenza, il cross rasoterra di Scalise dalla destra e Papavaigo sul secondo palo è abile a mettere a segno il suo 9° sigillo stagionale, il 26enne attaccante senegalese. Ultima azione del primo tempo, grande opportunità per Paolucci alla mezz'ora con Guarna che si oppone alla grande, Paolucci che ruba il tempo alla difesa marchigiana e poi Guarna però si oppone alla grande occasione capitata sui piedi di Paolucci. Nella ripresa nessun cambio per gli allenatori. Peccarisi al 60° prova l'incornata vincente, si oppone clamorosamente Botta che non avrebbe dovuto giocare, poi Rigoni influenzato ha lasciato posto al centrocampista vicentino che neutralizza sulla linea la grande occasione per il vantaggio dell'Ascoli. Ascoli che ci riprova anche con Scalise, il nuovo acquisto proveniente dalla Nocerina. Il suo sinistro da fuori area termina di poco a lato, anche se Frison aveva fatto buona guardia. Mentre al 78° il nuovo acquisto, anch'egli Gerardi, proveniente invece dal Grosseto, prova la girata, nulla da fare. Mentre al 93° ultima azione di gioco, Pedersoli ci prova, però si oppongono i guantoni di Frison. Termina quindi 1-1 tra Vicenza e Ascoli, punto che soddisfa maggiormente il Vicenza alla luce delle tante occasioni capitate ai marchigiani che però non hanno trovato miglior sorte.